Guarda domani Ambi Veneto in particolare guarda all'uso sostenibile della risorsa idrica, presentati nella prima giornata di Terre Evolute, 2 progetti che vedono Crédit Agricole Friuladria al fianco dei consorzi di bonifica. È una attività che abbiamo avviato, anzi sono 2 progetti che abbiamo avviato. Uno riguarda uno studio specifico che va ad analizzare e a studiare quelli che sono gli aspetti legati alle risorgive, un mondo su cui abbiamo deciso insieme con Ambi di investire proprio per conoscerne l'origine e soprattutto per rivalutarle, per riutilizzarle, per il loro forte impatto ambientale. L'altro progetto invece è un progetto più legato proprio all'attività delle imprese agricole e riguarda l'utilizzo dell'acqua ai fini irrigui. In questo caso il progetto lo stiamo sviluppando insieme con Unismart, che è un'associazione appunto dell'Università di Padova, dove abbiamo lanciato questa sfida proprio sull'utilizzo dell'acqua. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle imprese agricole del Veneto quelle che sono le conoscenze, quelle che sono le opportunità, quelle che sono le innovazioni in termini di utilizzo dell'acqua di irrigazione. Irribank, questo è il titolo del secondo progetto, si inserisce nel contesto del Contamination Lab e prevede lo studio di sistemi irrigui adatti a fronteggiare i mutamenti climatici. Con gli studenti e studentesse che provengono da discipline diverse noi accettiamo le sfide da parte di aziende, in questo caso dal Consorzio Ambi e anche dalla Crédit Agricole, per dare vita a progetti che possano vedere il verde e il blu insieme, cioè la sostenibilità e la tecnologia insieme tra di loro, e quindi portare innovazione anche in questo settore che servirà sicuramente come volano di crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Soddisfatta della collaborazione Ambi Veneto, che vede nei progetti linfa vitale per stabilire nuove linee guida verso la sostenibilità. L'acqua è fondamentale per la vita dell'uomo ma anche per la sua attività economica. Avere partner nel mondo, delle attività produttive che capiscono queste necessità e si mettono a disposizione per sviluppare nel miglior modo possibile dal punto di vista sostenibile l'uso dell'acqua, per noi è molto importante, a partire dalla tutela delle risorgive fino all'uso dell'acqua dal punto di vista irriguo, che è quello che poi ci crea il cibo, ci dà il cibo che noi mangiamo ogni santo giorno sul piatto, insomma.